Oggi pomeriggio nel Palazzo del Plenipotenziario, quindi una sede finalmente importante, la mostra Nodi, organizzata dall'associazione di Rubens Spontanesi del Museo di Levata, che si chiama Temparte Sentire l'Oggi. La mostra cerca di evidenziare attraverso il titolo il groviglio di sentimenti e di problemi, ma anche di possibili soluzioni, una volta che questi nodi vengono evidentemente sciolti con capacità e attenzione, provocati dalla società moderna con una sua crescente e apparentemente inarrestabile processo di digitalizzazione che può facilitare la nostra vita quotidiana, ma può anche creare numerosi problemi non ancora ben chiariti, non ancora ben delineati. Quindi la mostra cerca di raccontare come la sensibilità dell'individuo sia una risorsa nell'uso consapevole delle risorse tecnologiche, non lasciarsi andare in questa progressiva crescita di digitalizzazione che accompagna la nostra società. Gli artisti sono estremamente eterogenei, perché la mostra si presenta sia con forme prevalentemente di pittura ma anche di scultura attraverso delle installazioni che sanno di arte povera e anche attraverso delle fotografie, e ciascuno di questi artisti interpreta il tema di fondo alla luce della propria sensibilità e della propria tecnica, ma è proprio questa ricchezza di stimoli che consente di affrontare il tema di fondo da una pluralità di punti di vista, e quindi offrendo da parte di ciascuno una pluralità di sensazioni e anche di soluzioni che vengono offerti al dibattito e alla comune convivenza.